Ci troviamo a pochi minuti dal fischio d'inizio, proprio l'anteprima a caldo, un po' sentiamo lo sposo, come sta? Benissimo, grande emozione, non ho cambiato idea, confermo tutta la mia dichiarazione e anche il sì di Annalisa, speriamo che non arrivi troppo in ritardo conoscendola. Beh, conoscendola sappiamo che poi lei si perde facilmente, no? Sì, speriamo, non guida lei oggi, quindi Quello è già un buon segno. è un buon segno. Senti, l'emozione a caldo, pochi minuti da questo importante passo. Dio, è stata una giornata che è iniziata benissimo, gli amici sono venuti a casa mia, mi sono venuti a trovare, ho ricevuto il messaggio e i regali di Annalisa, è stata una cosa veramente emozionante. Poi abbiamo visto, insomma, la gente ha risposto. Sì, la gente qua ci ha accolto numerosi, è una bellissima festa, una bellissima giornata che è resa speciale da tutte le persone che ci sono quest'oggi. Allora, la terna arbitrale mi dicono che è pronta, manca solo il pallone. Aspettiamo il calcio di inizio, quindi. Bene, allora ci prepariamo. Grazie. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo con gioia nella casa di Gabriele e Annalisa. Ora di particolare grazia siamo loro vicini con l'affetto, l'amicizia e la preghiera fatta, perché benedica questi suoi figli, che stanno per celebrare il loro matrimonio e li accolga nel suo. Ora facciamo memoria del battesimo, nel quale siamo rinati a vita nuova, divenuti figli del Figlio e nell'amore a cui siamo stati chiamati. Tutto il cammino del fidanzamento, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana, siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre, perché il nostro amore riceve il sigillo di consacrazione. Consapevoli della nostra decisione, siamo disposti, con la grazia di Dio, ad amarci e sostenerci l'un l'altro per tutti i giorni della vita. Ci impegniamo con amore ad accogliere i figli che Dio vorrà donarci e educarli secondo la parola di Cristo e l'insegnamento della Chiesa. Chiediamo a voi, fratelli e sorelle, di pregare con noi e per noi, perché la nostra famiglia diffonda nel mondo luce, pace e gioia. Il vostro consenso. Io, Gabriele, accolgo te, Annalisa, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Annalisa, accolgo te, Gabriele, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Annalisa, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo. Gabriele, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Gabriele e Annalisa, da questo momento siete a tutti gli effetti marito e moglie. Benediciamo il Signore. La chiesa dell'abbazia di Rosazzo, la sposa e lo sposo stanno per uscire, come potete vedere pubblico delle grandi occasioni presente in attesa dell'arrivo della sposa. I due piccioncini sono pronti a uscire a momenti, sono tutti in trepidante attesa per salutare questi due novelli sposi. Noi siamo già da un quarto d'ora che li aspettiamo, ma dovrebbero uscire, pazientiamo e arrivano. Anche lei? Sì, siamo amici di famiglia. Contento? Lo sposo è cresciuto in casa nostra anche. Bene. Comunque la vedo contento. Sì, molto. E anche emozionato. Piangevo prima. Bello dei matrimoni. Beh, sì. Classico. Questa qua è... No, dica due battute. Contento? Per me Gabri è come un figlio, perché è cresciuto insieme a mia figlia. Allora, guarda, per me... Anche emozionato. Conferma che la signora, la vedo molto emozionata di questo evento. Certo, è sempre un bel momento, per loro sì, sicuramente. Lei conferma? No, sono belli tutti e due, una bellissima coppia. Bello. Eccola qua. Allora, becchiamo al volo la mamma della sposa, contenta? Emozionata. Non è mai la prima volta, no? Prima. Comunque abbiamo visto insomma una bella cerimonia, insomma pare una bella coppia, no? Non riesce a esprimere tutta la sua gioia. No. L'importante è che adesso insomma mettano in pratica la teoria, no? Speriamo. Siamo sempre in attesa che i due sposi escano dalla chiesa, noi andiamo a sentire invece i testimoni, guarda qua che razza di testimoni, neanche alle grandi occasioni. Ciao, buonasera a tutti. Andata bene, no? Sì, molto bene, molto bene. Tu che ruolo avevi? Io ero testimone della sposa. Testimone A o B? Non c'è né A né B. Tutto unico? Sì, siamo tutte e due di serie A. Benissimo, confermi? Buonasera, sì, confermo, no A, no B, è stato emozionante, bellissimo. Sono stati bravi? Sì, molto bravi, molto bravi. Conferma? Confermo, sottoscrivo. Luisa, tu confermi? Confermo. Qual è stato il momento della cerimonia? Qual è stato il momento in cui ti sei emozionato? All'inizio, quando il parroco ha sottolineato che sono una coppia meravigliosa, una coppia diversa dalle solite, che non si è sposata in chiesa per onorare una tradizione ma perché lo pensano davvero, e quindi è stato bellissimo. Bene, adesso tocca a te. Aspetta, no, Mara, aspetta e spera. Mi segno nel calendario. Sì. Allora abbiamo la signora Terenzani, contenta? Felice? Bene. Sì, quando vedo dei giovani sposi sono sempre felice. Poi una bella location, no? Bella location, il tempo ha tenuto che non guasta, la sposa è splendida, anche lo sposo devo dire era proprio elegante, è stata una bella cerimonia, quindi sono contenta. Adesso aspetto solo di potermi congratulare con loro e baciarli, guarda. Due battute anche col papà Anastasi, contento? Grazie, contentissimo. Una bellissima cerimonia. Una bellissima cerimonia, due sposi bellissimi, due telecronisti favolosi di Telepordenone. Meglio di così. Un Omar Costantini super, che cosa vogliamo di più? Cosa dovevamo aggiungere? Altro che Venezia. Libbiamo, questa sera libbiamo. Bene, noi invece ci vediamo domani per la seconda parte. Ci vediamo domani, grazie.
Auguri e complimenti ancora e da parte nostra diciamo grazie a Telepordenone e a Videoregione. Grazie anche a lei e in bocca al lupo. Grazie. Sono esattamente signore e signori le 17:45 di domenica 31 agosto, i due sposi sono sotto l'arco, sentite l'incitamento della folla, ancora pochissimi passi e saranno fuori e ufficialmente possiamo dire sposati. Eccoli qua, stanno sbucando in questo istante, ecco sotto il bagno di folla, come potete sentire dalla pioggia non sta grandinando. Nicolò, anche tu Nicolò! Bacio di rito, ecco che si baciano, molto bene, molto bene. Grazie a tutti veramente. Grazie veramente. Basta! No, devo nascondere già dietro di me. Aspetta! Dillo, fai bravo. Annalisa, auguri a nuovi sposi! Così. Bene, bene. Allora, eccola qua la sposa. Allora, lo sposo l'abbiamo sentito in anteprima, andiamo a sentire la sposa. Tutto bene, grazie, ero molto emozionata all'inizio anche perché sono super ammalata questa settimana. Grazie di essere presenti Omar, Franco. Eccola qua. Terezzani intanto come al solito ne approfitta per passare. Adesso staremo anche un po' di giorni senza. E la moglie di Franco. Un po' di giorni senza. Senti, adesso cosa fate di bello? Non è che vogliamo entrare. Tutto il parentado va a mangiare e mi riprendo. Bene. Perché sono sotto ogni genere di stress. E di farmaco. Bene, quando ti rivediamo a lavorare? Tra pochissimo, il 3 sono di nuovo operativa nel TG, non vestita così, però. Ok, allora auguri ancora e ti lasciamo e figli maschi in braccio al tuo dolce metà. Prego. Libiamo e lieti cani, che la bellezza in